La Clotilde è bellissima, gli omaggi più devoto del vostro più devoto ammiratore. E brava Raffaele. Ah, quando si buffona, mamma mia. Buffoni, io vi sono devoto veramente. Mi voglio bere qualche cosa perché tengo la gola secca e la lingua attaccata. Un'orzata. Sì, tu pigli in giro per l'orzato, io ti dico che oggi deve succedere una cosa. E se risulta come dico io, lasciamo l'orzata e attacchiamo bevande alcoliche e cognacchini. Ma perché? Che deve succedere? Sono affari miei. È andato dal medico. Poi Peppino ha indovinato, è più giudizioso. Bravo Peppino, bravo. Anna Clodi, quando è stato comodo, col permesso degli amici vi vorrei pregare per una cosa. Ma il permesso gli amici te lo danno? Ah, bravo. Sì, perché devono decidere una questione importantissima. Carlo, non va a segare. Sì, subito. E poi vediamo chi paga la verità. Poi vediamo. Vai dicendo, Raffaele. Anna Clodi, è un affare. Raffaele, non mi portare roba inutile. Te l'ho detto tante volte, io non voglio perdere tempo. No, questa è sempre la stessa persona, è vero, e tiene il vizio del gioco, e appresso si sta vendendo tutto quello che tiene. Voi lo sapete, io poco ne capisco, e voi siete la prima persona che vede l'oggetto. Se non vi piace io vado a bassa agli orefici e lo vendo in 4 e 4 ore. Figuratevi se io con voi ci voglio guadagnare una lira, il prezzo che la persona chiede, quello mi date. Io quando a chiacchiere che fa avere l'oggetto, Sì, fa. vedete voi stessi, vedete? Per essere bello è bello, ecco qua. Ma avrei. Raffaele l'orzata. Ah, l'orzata, grazie, com'è? Ecco qua. Ci vuoi un po' di ghiaccio, no? No, ghiaccio lo fa male. Ah, va bene così. Quanto è brutto, Raffaele? È brutto. Mamma mia, ti. È un anello malaugurio. Sta predaggio alla mese. No, per carità. Io poi d'anelli ne tengo tanti. Raffaele, te l'ho detto tante volte, io volessi una bella spilla brioche, con un bello smeraldo in mezzo. La tengo, sì, la tengo sotto mano la brioche, con uno smeraldo rosso, che se volete, la tiro una vecchia, ma non se lo vuole vendere. Io la sera vado a trovare con le barzellette, sapete, metto il discorso in mezzo, niente. C'è la nipote che è contraria. Adesso sono andata al paese, ma quando torno io ci vado, e se la decido vi porto la brioche qua. Ma senza impegni, Raffaele, io l'oggetto lo voglio prima vedere, e poi mi devo consigliare. Qua mi dico. Qua Americo, tieni da dire qualche cosa? No, niente. Quello che ci sarebbe da dire non lo posso dire. Ma il giorno che mi darete il permesso di dirlo lo dico. E il permesso me lo darete. Raffaele, domani mattina a prima ora, vamo a pagare la bolletta della luce, e i soldi stanno attaccati vicino, conta. E domani Fiat Lux. Uè, e che può riuscire? Niente. Che domani mattina a prima ora donna Clotilda sarà servita. Non mi credo. Avete altri comandi? Sempre preghiera. Datemi un gettone per il jukebox. Ecco qua, apri. Oh, mamma mia, no, e non è cosa grossa. Io me ne vado a via fuori. E tutte che, queste tutte io. Ti dormieri, ti cori, te no, ma vorrei più cori. Marino, non dire proprio che fanno. Io pago, a me mi piace, lo voglio sempre, fate la via. Beppi, sta arrivando la via, preparati voi e fate presto. Sì, state sempre in giro, torno così, i vuoti stanno già a posto, facciamo presto.